Ciao. Ciao. Mi hanno detto di darti questo. Si volti ed esca immediatamente da questa stanza. Perché? È tutto descritto nella sua lettera di espulsione. Perché? Lei non si inserisce. Ci sono norme e codici. Lei mette i pazienti e chiunque la circondi fortemente a disagio. No, io metto lei a disagio. Bene, se vuole ne faccia pure una questione personale, ma la realtà è che lei non è tagliato per fare il medico ed è mia responsabilità. Responsabilità? Lei ha una responsabilità, essere una testa di cazzo. E che cosa ci vorrà mai? Deve solo controllare che la sua testa sia un cazzo e stia attaccata al collo. Se ne vada immediatamente. Voglio vedere il mio fascicolo. È riservato. Solo il personale! Per favore, ci vuole un permesso. Non può venire qua e prendere il suo fascicolo. Hai dei voti quasi perfetti. Dovresti essere il primo del nostro corso. Guarda qui. Eccessiva felicità. Sul serio, dice che sei eccessivamente felice. E che vuol dire? Non va bene. Mi devo battere. E in che modo? Il decano Walcott sembra impegnarsi anima e corpo a non farti diventare un medico. Anche il preside Henderson ha firmato. Accidenti, sono fregato. Questa mi piace. Ti serve il mio aiuto. Preferisco pensare che ti sto usando. Hai un'ultima risorsa. Devi appellarti alla commissione medica. E come funziona? Tu dici di essere vittima di un'ingiustizia e un preconcetto. Loro hanno paura di una causa e devono investigare. E dopo? Esaminano i tuoi voti. Che è un bene. Sei quasi il primo del nostro corso. Ma conta molto la condotta. Walcott ha qualcosa su di te? Come l'hai avuto? Lasciamo perdere. Per uno scontro di personalità non mi possono impedire di laurearmi, non credi? Senti, Hunter, hai a che fare con un'istituzione medica. Hanno leggi tutte loro. Fai in modo che valutino i tuoi voti e non questo. Sono fregato, eh? Sei quasi un medico. E sono medici anche tutti loro. Trattali da pari a pari. E restituisci questo. Sì. Metti una giacca.